Un doppio incidente tra mezzi pesanti ha generato una mattinata di passione sulla A4 con incolonnamenti fino a 10 km. Il primo incidente si è verificato sul tratto di autostrada tra i comuni di Pianiga e Vigonza, il secondo sul passante di Mestre in territorio di Mirano. Nel primo episodio un autotrasportatore è rimasto ferito in modo non grave. Su entrambi gli scenari il centro operativo di CAV ha fatto convergere mezzi di soccorso, pattuglie della polizia stradale e ausiliari della viabilità per le operazioni di assistenza e presegnalazione. In particolare Concessioni Autostradali Venete ha attivato il protocollo di gestione incidenti sottoscritto con le altre concessionarie autostradali, ANAS e Veneto Strade, che permette di evitare l'ingrossamento delle code segnalando il blocco e i percorsi alternativi. Nello specifico, per chi arrivava da Trieste, la deviazione sul percorso A27 Superstrada Pedemontana Veneta e per chi si trovava sulla tangenziale di Mestre l'uscita per la Romea. Comprendendo entrambi gli incidenti, le code hanno interessato un tratto di circa 10 km tra i caselli di Martellago Scorzè e il bivio A4 A13.